Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Scontro delle frecce tricolori nel cielo di Pantelleria, 3 aerei si toccano durante un volo rovesciato, un pilota ferito, incerte le cause dell'incidente. Pedopornografia online tra Catania, Siracusa e Ragusa, 3 arresti e 5 denunce, sequestrati numerosi file illegali con immagini shock. E Agrigento ricorda Alice, la 17enne suicida 8 anni fa dopo aver subito violenza sessuale di gruppo e la diffusione di materiale pedopornografico dell'abuso. Politica regionale, il presidente del gruppo parlamentare all'Ars, Antonello Cracolici, ritira la sua candidatura alla guida del PD siciliano. Si alza il clima dello scontro interno al partito, clima teso anche nel centrodestra, maggioranza sotto in aula. Taormina non perde tempo, pronto il piano operativo per la riapertura della via Gheripoli, strada principale d'accesso alla città dall'autostrada. Domenica 18 maggio le operazioni per far esplodere il costone pericolante. Spettacolo, Gabriele Cirilli chiude in Sicilia il suo tour teatrale. Giovedì sarà a Catania, poi a Palermo fino al 17. Con lo show Cirilli e Family mette in scena vizi e virtù della famiglia a partire proprio dalla sua. Calcio playoff di Serie C, cresce l'attesa per Catania Potenza che si affronteranno domani al Massimino. Imbarazzo della scelta per Toscano, ballottaggio tra Dalmonte e Stoppa per sostituire Lunetta. Ancora buonasera, lo avete sentito dai titoli, tragedia sfiorata nei cieli di Pantelleria durante un volo delle frecce tricolori. 2 aerei si toccano durante un volo acrobatico, si toccano con l'ala, poi un'altra collisione, ancora è l'atterraggio di emergenza. Uno dei piloti è rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Desiree Ferlito. Collisione in volo a Pantelleria tra gli aerei delle frecce tricolori durante un volo di addestramento. La tragedia sfiorata a pochi giorni dall'emozionante spettacolo dell'aeronautica militare a Catania. In questo video realizzato da Roberta Monopoli si vedono le 10 frecce tricolori salire in verticale per poi separarsi in 2 gruppi. In quello di destra uno dei jet ne tocca un altro con un'ala e quest'ultimo sembra toccarne un'altra ancora. Gli aerei non precipitano grazie alla destrezza dei piloti che riescono a riportarli a terra senza gravi conseguenze, ma con manovre di emergenza. Uno degli aerei è finito fuori pista, rovinando su un dislivello erboso, mentre un altro ha concluso la sua corsa vicino a un costone di roccia. Per uno dei piloti trasportato in ospedale forse la sospetta frattura alle gambe. Non è ancora chiaro se la collisione sia dovuta a un bird strike o se a un errore di manovra e nello scontro il terzo gregario destro della formazione sia caduto al suolo. Siamo vicini all'aeronautica per quanto successo e dispiaciuti per l'incidente che si è verificato. Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Il commento del sindaco Fabrizio D'Ancona. Adesso torniamo sulla strage di Monreale, gli investigatori al lavoro per individuare altri 2 membri del branco che ha partecipato alla sparatoria. E intanto Samuel Acquisto, uno dei 2 arrestati, oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Il servizio è di Marco Gullà. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Samuel Acquisto, il 18enne palermitano dello Zen 2, fermato con l'accusa di concorso in strage per la sparatoria avvenuta la notte del 26 aprile a Monreale, in cui sono rimasti uccisi Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. Il giovane, detenuto in isolamento al carcere di Pagliarelli, stamattina è comparso davanti al GIP per l'udienza del fermo. Non ha risposto, ma ha riferito di non essere presente alla sparatoria e che i ragazzi palermitani sono stati aggrediti dai monrealesi. Acquisto ha detto di essere scappato e poi è ritornato quando ha sentito gli spari, ma ha negato assolutamente di aver incitato qualcuno a sparare sulla folla. Il GIP si è riservato sulla decisione, le indagini intanto proseguono a ritmo incessante, gli inquirenti stringono ulteriormente il cerchio per risalire ai complici di Calvaruso e Acquisto, chi ha sparato assieme a loro. Ipotesi è che il branco dello Zen fosse composto da una decina di persone, di cui sicuramente 2 armate fino ai denti, probabilmente organizzate con ruoli precisi, come se l'assalto fosse stato pianificato in precedenza. Di certo c'è che Calvaruso e Acquisto erano già andati a Monreale altre volte. Gli investigatori stanno cercando di risalire in particolare ad altri 2 membri del branco. Uno di loro è il giovane alto e con barba folta che molti testimoni avrebbero visto alla guida di una moto scura.
È salito a 2 il bilancio delle vittime dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Due Obelischi a Catania. A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state 2 moto. Nell'impatto ha perso subito la vita un 64enne, mentre un 43enne che aveva riportato un grave trauma cranico è deceduto oggi all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato ricoverato d'urgenza. Sull'incidente indaga la polizia municipale. Adesso ci occupiamo di un'operazione contro la pedopornografia online, 3 arresti e 5 denunce tra Catania, Siracusa e Ragusa. Il servizio di Tonino De Mano. Ancora immagini shock, ancora protagonisti minori sfruttati sessualmente e poi finiti in rete nello sterminato mondo del web. Un catanese, un siracusano ed un ragusano di età compresa tra i 40 e i 60 anni, impiegati, sono stati arrestati dalla polizia postale di Catania in flagranza di reato perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Sequestrati anche numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file illegali. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale grazie alla preziosa collaborazione dell'organizzazione Child Rescue Coalition, che ha utilizzato avanzati sistemi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account. Agli arrestati abbiamo rinvenuto nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale una quantità molto ingente, migliaia di file pedopornografici, per cui si è determinati sull'arresto in flagranza. Sono persone di varia estrazione sociale. Si può tracciare un identikit? Beh, è estremamente difficile perché ormai le statistiche, le attività che abbiamo compiuto negli anni ci fanno ritenere che è un profilo assolutamente trasversale, sia come estrazione sociale, sia nel lato culturale, sia l'età. L'età in genere è andata dall'età poco più che maggiorenne sino ai 60-70 anni di età. Cosa rischiano i soggetti in questione? Ma per la detenzione si va fino a un massimo di 3 anni, per la divulgazione, che è reato contestato in questo caso, si arriva a 5 anni. Gli arresti sono stati già convalidati dai GIP di Catania, Siracusa e Ragusa. Adesso da Agrigento, dove la scuola sceglie di non dimenticare chi? Studenti e docenti, in ricordo di Alice, la 17enne che nel 2017 si tolse la vita gettandosi dalla rupe Atenea dopo aver subito violenza sessuale di gruppo e la diffusione di materiale pedopornografico dell'abuso. Davide Sarto. Ad Agrigento, 8 anni dopo la tragedia, il nome di Alice continua a interrogare, a scuotere, a chiedere giustizia. Aveva solo 17 anni quando il 18 maggio del 2017 decise di farla finita lanciandosi nel vuoto dalla rupe Atenea dopo aver subito una violenza sessuale di gruppo e la diffusione di video pedopornografici. Dietro quel gesto estremo, un dolore profondo e inascoltato che oggi trova voce tra i banchi della scuola Federico II del villaggio Mosè. In ricordo di Alice, una giornata di memoria, ma anche di consapevolezza e denuncia per dire no al silenzio, all'omertà, alla solitudine che può uccidere. Questa legge del 70 2024 sul cyberbullismo rappresenta veramente una pietra miliare perché fa sì che le istituzioni scolastiche tutte e soprattutto gli enti di formazione tutte assieme in maniera sinergica possano collaborare affinché episodi del genere non si verifichino mai più. Sul fronte giudiziario in corso un processo per violenza sessuale di gruppo con minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Reati che hanno segnato per sempre la giovane Alice. Appiccava il fuoco per far rigenerare l'erba per i pascoli. Un piromane è stato arrestato dai carabinieri di Taormina. L'uomo era stato già accusato di estorsione aggravata per conto della mafia. Il servizio. Ha bruciato in più occasioni i terreni, in un caso ha incenerito un'intera collina con le fiamme che hanno distrutto persino il suo camion. Un 59enne di Taormina è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di incendio boschivo aggravato dal grave danno ambientale e dalla determinazione di un pericolo per gli edifici. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Messina. I fatti contestati risalgono al 25 e 26 luglio 2023 nelle aree di Taormina, Castelmolle Letojanni e le cui fiamme
fiamme che superavano i 3 metri d'altezza, interessando un'estensione di 234 ettari, avevano causato ingenti danni a coltivazioni ed aree boschive. Il rogo aveva provocato il danneggiamento, oltre ai fabbricati presenti nei terreni, anche di parti che lambivano la 18, con la momentanea interruzione del tratto tra Roccalumere e Taormina. L'obiettivo del 59enne era di bruciare i terreni perché si rigenerasse nuova erba e sfruttarli così per il pascolo, anche se i fondi non erano di sua proprietà ma solo limitrofi ai suoi possedimenti. Altri episodi incendiari si erano verificati a Furci, Roccella Valdemone, Savoca e Santa Teresa di Riva, con la conseguente evacuazione di abitazioni. L'arrestato è stato già coinvolto in diverse vicende giudiziarie, l'ultima risalente al 13 marzo scorso, quando è stato implicato in un'operazione della DDA per estorsione aggravata dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. Adesso andiamo a Casteldaccia, dove un anno fa ci fu la morte sul lavoro di 5 operai in un impianto fognario. Oggi una targa per ricordarli. La rabbia del figlio di una delle vittime, dice qualcuno, doveva dirigere e sorvegliare quei lavori. Il servizio. Il silenzio del dolore viene spezzato solo dai pianti dei parenti e da un applauso dopo un momento di preghiera. È passato un anno da quel tragico pomeriggio a Casteldaccia in cui persero la vita 5 lavoratori: Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. Stavano lavorando in questo impianto fognario di Casteldaccia, ancora sotto sequestro. Questa mattina la commemorazione e lo svelamento di una targa in loro memoria. Qualcuno che doveva dirigere, qualcuno che doveva sorvegliare non l'ha fatto, e per questo pensiamo che debba pagare, che queste 5 persone abbiano giustizia soprattutto, e che non sia lasciato così tutto immane. Un bambino ha indosso una maglia con la foto del padre, quella di Giuseppe La Barbera, la vittima più giovane. Accanto c'è la mamma, che non riesce a trattenere le lacrime. Il dolore, a distanza di un anno, ha travolto 5 famiglie che adesso chiedono solo una cosa: che venga fatta giustizia. Uscire di casa per andare a lavorare e non tornare più a casa, lasciando in abbandono le famiglie, i figli. Io stamattina ho parlato con le famiglie, soprattutto una famiglia che non conoscerà mai il papà. È una cosa gravissima, bruttissima. C'è tempo per fare giustizia, per capire le responsabilità. Ci sono tante responsabilità sicuramente, però ripeto, oggi non è il momento di parlare di queste cose. Adesso apriamo la pagina della politica. Il Partito Democratico Siciliano alla resa dei conti. Non va in porto il tentativo di mettere in campo una candidatura di sintesi. Il presidente del gruppo parlamentare, Antonello Cracolici, si ritira dalla corsa alla segreteria regionale, denunciando un clima di muro contro muro. Maglio viola. Non accenna a placarsi lo scontro interno al PD in vista del congresso regionale, che si annuncia come una vera e propria resa dei conti. Ma nel lagone non scenderà il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, che nei giorni scorsi aveva offerto la propria candidatura, ma oggi la ritira, denunciando un silenzio assordante da parte della segreteria nazionale su quanto sta accadendo in Sicilia, dove le accuse pubbliche fra la segreteria e il gruppo PD sembrano aver travalicato il limite della critica politica interna. Io vorrei ricordare che in tutti questi ultimi anni non c'è elezione che sia andata meglio della volta prima. Le politiche, le regionali, le europee, le provinciali, che pur essendo un voto di secondo livello, la rappresentanza del PD, se si esclude Palermo, Enna e Ragusa, sostanzialmente ormai siamo all'unità di misura vale 1. Per il grande vecchio del partito nell'isola la contrapposizione è ormai inevitabile, sarà un congresso da muro contro muro. Purtroppo temo che sarà un congresso di forte contrapposizione. Io non so se sperare che ci sia ancora qualche segno di reminiscenza per determinare una valutazione diversa, però se non c'è stata fino ad oggi immagino che difficilmente si possa produrre negli ultimi 3 giorni. E sulle accuse del segretario Anthony Barbagallo al presidente del gruppo parlamentare, Cracolici si limita a dirsi esterrefatto e lo invita, se è a conoscenza di reati, a denunciarli, mostrando sicurezza sulla gestione del gruppo da parte del presidente Catanzaro e in generale sull'attività parlamentare del PD.
È sbarcata in Assemblea regionale siciliana anche la crisi del centrodestra. Proprio in Sicilia è uscito lacerato dal voto di secondo livello nelle ex province di 9 giorni fa. Nel pomeriggio il governo Schifani è andato sotto in aula sul primo articolo di un disegno di legge in materia di politiche abitative, 36 voti contrari e 12 invece i favorevoli, con la maggioranza davvero in frantumi. E a proposito di provvedimenti della regione siciliana, proprio la regione contribuirà con 300 milioni di euro al contratto di sviluppo per il rilancio dello stabilimento di ST Microelectronics, quanto annunciato questa sera dal presidente della regione Renato Schifani dopo l'approvazione in giunta della delibera che prevede l'utilizzo di una parte delle risorse STEP, che è la piattaforma di fondi europei per le tecnologie strategiche, e per la realizzazione dell'investimento nello stabilimento di Catania. Per domani è prevista al Ministero del Made in Italy la firma dell'accordo alla presenza del Ministro per le Imprese Adolfo Urso, dall'assessore regionale economia Alessandro Degnino e dell'assessore alle attività produttive Edi Tamayo. A Messina adesso, anzi per la precisione a Taormina, riunione operativa in prefettura per gli interventi di messa in sicurezza sulla via Garipoli, proprio a Taormina. Il 18 maggio saranno fatti brillare i massi pericolanti, predisposto un articolato sistema di sicurezza che ci racconta in questo servizio Francesco Triolo. Un piano operativo per l'operazione forse più importante da quando è stata chiusa via Garipoli a Taormina per consentire i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso. Domenica 18 maggio è programmato l'intervento per far brillare i massi che pendono sulla strada di collegamento tra Spisone o svincolo dell'autostrada del centro città. In prefettura a Messina il vertice tra istituzioni e forze dell'ordine per definire le attività già svolte e quelle in programma, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e prevenzione previste in vista dell'operazione di brillamento le cariche esplosive. A spiegare come avverrà al termine della riunione il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Alle 7 è stata fissata l'attività di brillamento del costone roccioso che sovrasta via Garipoli. Dalle 5:30 di mattina sarà tutto chiuso, compreso l'autostrada, e tornerà tutta la normalità tra le 7:30 massimo le 8, anche con la riapertura della bretella che allo stato attuale è stata realizzata per bypassare questa parte della via Garipoli. Verrà chiusa quindi per qualche ora l'autostrada tra Giardini e Roccalumera, oltre le altre vie di collegamento. Si cerca però di accelerare ancora di più i tempi, con l'obiettivo di completare tutto entro il 18 giugno, quando il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taormina. Noi stiamo lavorando velocemente, anche rispetto al cronoprogramma siamo in anticipo, e il nostro obiettivo è quello di aprire al più presto possibile. C'è un appuntamento all'orizzonte che è il 18 di giugno, che verrà il Presidente Mattarella. È ovvio che si sta lavorando per arrivare a quell'appuntamento con la situazione anche definita. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di spettacolo. L'attore comico Gabriele Cirilli chiude in Sicilia il suo tour teatrale. Giovedì sarà a Catania, al Teatro Metropolitan, poi a Palermo fino al 17. Lo show Cirilli and Family ha la supervisione artistica di Carlo Conti e mette in scena vizi e virtù della famiglia, a partire proprio da quella sua. Il servizio di Eva Spampinato. Signore e signori, Gabriele Cirilli! L'amatissimo attore comico sceglie la Sicilia per concludere il suo tour teatrale, che trasforma il palcoscenico in casa e mostra il grande show della famiglia. Ticche strane ma simpatiche abitudini riconoscibili in tante famiglie italiane, proprio a partire dalla sua, dove Gabriele Cirilli ha un compito preciso. Che io sono il servitore di mia moglie. Cosa dice a tua moglie per farla eccitare? Saldi, saldi! Io per esempio, che so, A pagare le bollette, B buttare l'immondizia, C ci vuole uno che porta fuori il cane, poi c'è la D, devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, e poi la E state zitto. Cosa dice tua moglie per far eccitare te? Sportello momentaneamente fuori servizio. Cirilli and Family non è un monologo comico, ma uno show, un musical, la cui supervisione artistica è firmata dal popolare conduttore TV Carlo Conti. Eravamo in camerino e siccome io scherzo sempre su mia moglie, che sono 41 anni che stiamo insieme, scherzo sempre sulla mia famiglia, lui ha avuto questa
questo lampo di genio e mi ha detto: scusa, porta questo disagio in scena. Ti giri e con un braccio lei sta dando gli ultimi colpetti al cuscino, con l'altro sta spolverando il comodino. Ma famiglia non si riferisce solo a quella domestica. Se ci sono lo spirito e la motivazione giusta, qualsiasi gruppo di persone può fare, come si dice oggi, un upgrade e diventare famiglia. Secondo me è molto importante avere una squadra, perché poi la famiglia è una squadra. Se funziona la squadra, funziona tutto. Appuntamento giovedì 8 maggio al Teatro Metropolitan di Catania e poi dal 9 maggio altri 7 appuntamenti al Teatro Massimo di Palermo fino al 17. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, parliamo dei play-off di Serie C, cresce l'attesa per il Catania che affronterà il Potenza domani sera allo stadio Massimino, secondo turno dei play-off, imbarazzo della scelta per il tecnico toscano, ballottaggio tra Dal Monte e Stoppa per sostituire Lunetta, il servizio di Francesco Trioli. Neanche il tempo di prendere fiato che è già vigilia, il ritmo dei playoff a cui bisogna adeguarsi in fretta risolvendo anche i piccoli o grandi contrattempi che possono derivare, come quelli degli infortuni. Il Catania contro il Potenza per esempio dovrà fare a meno di 2 elementi, Gega che verrà operato alla spalla sinistra dopo una lussazione riportata in allenamento e soprattutto Lunetta, obbligato a lasciare il campo anzitempo durante la gara col Giuliano per quello che gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare anche se di basso grado. Contro il Potenza non ci sarà e così si apre la corsa ad una maglia da titolare sulla 3/4 con ballottaggio a 2 tra Dal Monte e Stoppa. Abbiamo gente che è pronta a sostituirlo, magari con caratteristiche diverse, ma te ne metterà altre, quindi non è quello che mi preoccupa l'assenza di Lunetta. Oggi siamo in grado di sopperire a un'assenza, a 2 assenze, perché l'organico ritornato a disposizione ti consente questo. Per il resto il quadro sembra ormai delineato. Toscano però anche oggi in conferenza stampa ha avvertito sulle insidie che presenta la sfida contro il Potenza affrontato poche settimane fa in campionato. Dobbiamo essere bravi a continuare a sfruttare quali sono le nostre peculiarità in questo momento, toglierci quelle zone dove possiamo fare molto meglio, lo sappiamo, i ragazzi lo sanno, affrontare nel modo giusto questa partita, perché forse l'importanza della partita è per il valore del Potenza. Superare questo ostacolo contro una squadra che ti sollecita dal punto di vista mentale, soprattutto in un turno infrasettimanale così ravvicinato, per me è uno step importante da superare. Mentalità quindi, e poi gioca l'11 migliore, perché l'obiettivo è superare il turno, concetti chiari, quelli del tecnico. Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa e ritorneremo subito dopo in diretta. Entriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.